Come sarebbe a dire? C'è o non c'è? Cosa desidera dalla signorina Matilde? Picca naso, ma di che ti impicci? Io? Niente. Matilde, in casa c'è della lavamaglia sul tavolo. No, non è rovinato. Non era la signorina Matilde a lavare le mani. Allora era Beatrice. No, non è rovinato. Acqua. Allora era Filomena. Acqua. E ancora acqua. Come sarebbe a dire? Ci manchi solo tu? Un pochino frutta. Cosa? Tu fai della lavamaglia, ma... Perché? Che c'è di strano? A lei non piace lavorare la maglia? Ma su via, fare la lavamaglia è un lavoro da donne. E allora lei che spigna anche in cucina? Quello sì che è un lavoro da donna. Poi lava anche i piatti. Ignorante io, ho l'occhio della culinaria. Allora io ho la ministra della casa. Vede che siamo pari a comunque, a che cosa dobbiamo l'onore della sua visita? Sono venuto a parlare con Matilde. È inutile che continui a fare la corte. Tanto non lavora. Ma tu che ne sai? Di che ti impicci? Io lo so. Tu cosa sai? Che a lei non lavora. Perché? Ha forse un altro uomo? Io non so niente. E se anche lo sapessi non glielo direi. Perché non sono un pettegolo. Mi devi solo dire se ha o non ha un altro uomo. No, io non ho detto niente. Comunque, la signorina Matilde è una donna seria. Non ha uomini e non ha nemmeno lei. Non si illuda perché è dottore. Ma cosa ne vuoi dire? Cosa intendi dire? La signorina Matilde è bella, è ricca, può aspirare a qualcosa di meglio. Beh, anch'io ho la mia posizione e il fatto che le voglia bene non significa nulla. È inutile che continui a fare tante domande. Tanto io non le rispondo. Comunque, lei dice di voler bene alla signorina Matilde, solo perché la sua bella convenienza. Ma come ti permetti? La signorina Matilde è bella, è ricca. Certo ci sono un po' di capelli. Sì, è bella. È ricca. Trova una decina di centimetri e può bastare. Bella, sì. È bella. E la lavorazione poi, guarda, con tutte queste belle finiture colorate. Sì. Dottore, che sta facendo? No, mi scusi, Anacleto stava misurando. È bella. Lei dottore si fa fare la maglia da Anacleto? No, me la stava solo misurando. Era venuto qui per parlare con lei. In attesa si stava misurando la mano. Parlate di cosa? Ma passavo da queste parti e mi sono detto perché non andare a fare un salutino a Matilde, così per fare 4 chiacchiere e vedere se ha bisogno di qualche cosa. Io ho bisogno di potermi per la mano e devo comprare il ricevimento. Cosa? Niente, dottore, non abbiamo bisogno di niente. Ha capito ora che la signorina Matilde non ha bisogno del dottore? Quell'insetto è il suo angelo custode? Signorina Matilde, che volete, ma lei è un insetto! Dottor Marchi, apprezzo la sua gentilezza, ma non abbiamo bisogno di niente. Ha capito ora che la signorina Matilde non ha bisogno del dottore? Tu invece avrai bisogno di un ortopedico perché ti rompo, ti stringono! Dottor Marchi! Mi scusi, ma stava esagerando. Cattivo cattivo. E tu, Anacleto, basta con questo tono irriverente. Le posso parlare senza quell'insetto? Immagino quello che vuole dirmi. Penso che è bene che rimaniamo così, dei buoni amici. La signorina Matilde è troppo buona. La considera solo un amico, vuole poter cacciare in questa casa. Perché io ho Ero venuto per invitarla a bere un tè uno di questi pomeriggi. Grazie un'altra volta. Un tè dalla zia Maria, sa, a me piacerebbe molto e anche lei ci tiene tanto. Sarà per un'altra volta, dottore. Un'altra volta. Va bene Matilde, allora la saluto. Arrivederci. Peccato. Un bel uomo così.
un uomo così che si perde in certe espressioni nei confronti. Chi ti ha detto che devi citare la maglia? Ho cominciato a dire che sono una volta donna, lavori dall'uomo, lavori dall'uomo, che retorica. Ognuno dovrebbe fare lavori che non gli piacciono, non è forse vero. Anacleto, predisponi per la colazione, fra poco Marco e Beatrice scenderanno. Subito.
Tu pensi che io non riconosca il profumo? Ma non si va, non mi sarebbe permesso, ma vedere, ho comprato un fragone della stessa marca del suo profumo perché mi piaceva tanto e me lo sono dato. Le spiace? Ti dai anche il profumo della donna adesso? Ma non sarà così grave. Guarda, un altro più riccini. Guarda, tieni almeno uno, perché non è così. Ora basta! Andate e riprendete il lavoro, altrimenti vi caccio da questa casa. Che piano! Anche la tolleranza ha un limite. Maggiordomo, in fondo adesso dice proprio. In effetti, alla fine non sembra una critica. Beatrice, cos'è questo linguaggio? Su, zia, non ti stai leggere per questo. Una signorina per bene, perché sapessi controllare anche nel linguaggio. Ora vai a portarmi per la scuola. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao, zia. Ah, i giovani d'oggi usano certe parolacce. Sì, però sono più schietti, più spontanei e soprattutto non ci mettono malizia. Tu sei sempre permissiva, quasi che le regole delle buone educazioni ti dessero fastidio. E non metterli sempre sul pulpito. Cerca piuttosto di adeguarti un po' ai tempi. Io sono preoccupata di questa gioventù e quindi di Beatrice. Preoccupata di cosa? Ti sei accorta che Beatrice ormai è diventata una signorina. Sarà bene pensare a una sua sistemazione. Che ne dici? Cosa intendi dire per sistemazione? Trovarle marito? Diciamo una persona che si adatta a lei. Dico che bene non invischiarsi per affari di cuore nostra nipote. Sono sicura che Beatrice al momento opportuno saprà scegliere adeguatamente. Certo, è Beatrice che dovrà scegliere il suo sposo e ne sarà certamente l'altezza. Se però sbagliassi, oltre che giovani si impartono del primo uomo, non pensi sia nostro dovere agevolare un incontro? Non penso di combinare sul matrimonio? Combinare il suo matrimonio, intendi godere solamente se ritenevi fosse nostro dovere. Quale? Se ho capito bene, tu stai cercando la mia approvazione, il mio appoggio per combinare il matrimonio di quella povera ragazza. Siamo nel XX secolo. Queste Matilde sono cose da medioevo. Ma quale medioevo? Oggi ci sono tante agenzie che aiutano le persone sole a conoscere. Nostra nipote è bella, ricca, intelligente e con l'aiuto di una di queste agenzie potrebbe fare un grosso salto sociale. Ma Beatrice non è un cuore solitario, è una ragazza che crede nell'amore. Come pensi che potrà mai accettare una cosa simile? In un matrimonio combinato, come ci potrà mai essere amore e quindi felicità? Già, a te basta la facciata, il titolo, lo status sociale. Non mi ha fatto così. Io sono una donna concreta che ama stare con i piedi per terra. E poi, col tempo, potrebbe nascere anche quello che tu chiami amore. Con questi presupposti, con il tempo potrà nascere solo una reciproca indifferenza, la reciproca sopportazione, se non addirittura il fallimento del matrimonio. Il cuore è da capanna. Finché certi ragionamenti mi fa Beatrice, è giovane e sognatrice. Ma tu, Marta, dovrete aver ormai raggiunto l'età della ragione. Se ragione significa dover soffocare i sentimenti più belli. Preferisco esserne senza. Cosa impedire? Non è la ragione che ti ha impedito e ti impedisce di accettare la porta di Marchi? Come posso accettarlo? Non è sufficiente che lui sia innamorato di te e a te non ti spiaccia? Dimmi, cara sorella, quali prospettive mi offre il dottor Marco? Una piatta vita borghese, mentre noi abbiamo tutte le carte in regola per fare un buon matrimonio. Guarda il nostro cugino Fernando, quel suo titolo nobiliare
è quella di combinare il matrimonio di questa povera ragazza e di impedire a me di sposare l'uomo che amo. Dimostri di essere cattiva, oltre che stupida. A volte Marta assume certi atteggiamenti, come se sposare una persona importante fosse da considerare un evento negativo, addirittura una catastrofe. Signorina Matilde, perdoni, mi stia sfuggito il signorino Fernando. Ah, fare come brava. Prego, signorino, si accomodi. Ciao, Sabino. Cosa fai a casa? Ti senti forse male? E dove vai con quella valigetta? Che fai? Cara Matilde, ti ricordi quando da piccino mi tenevi sulle ginocchia? Io magari ti sfracevo la pipì, ma non era per rispetto, sai? Avanti, guarda cosa ti è successo quando vieni fuori con le ginocchia e le pinne. Per carità, una sera taccia, poi quando ti dicono di no, e no, io invece ho voluto tentare. Che cartaccia. Ho capito, hai perso il gioco. Te lo dicevo tante volte, non giocare a Fernando che finisci male. Avanti, quanto hai perso. Ma a un certo punto pensavo anche di farcela, poi ho tentato tutto per tutto e che cartacce! Quanto hai perso? Tutto, Matilde, tutto. Tutto. Ti saresti giocato il patrimonio, la villa, i terreni, i preziosi. Dimmi che non è vero. Dimmi che non può essere vero. Tutto, Matilde. Tu non hai più niente. Proprio la villa, il giardino, i mobili, il palazzo vinto, niente.
Anacleto accompagna il signorino Fernando nella stanza degli ospiti. A domani, grazie. Come si fa a giocarsi tutto a carte? Non lo capisco. Mettere il proprio destino in mano a una carta. E forse nell'istinto dell'uomo sfidare anche le cose più grandi di lui. Comunque, se Fernando si trattiene poi in questa casa, sono proprio contento. È un uomo che gira, conosce il mondo. Così mi farà far ragionare il Marco Beatrice, come si deve. Come lei ha mandato, suo cugino è sistemato. Già, proprio sì, Fernando. Senti Anacleto, quando è che doveva venire quel signore dell'agenzia che ti avevo detto di convocare? Ti rubiamo. Anacleto, le proporzioni di questo signore lasciamole stare. Non desidera essere marito. Comunque, il signore doveva venire qui questo pomeriggio, a meno che ragioni professionali non sia immediatamente. Bene, Anacleto, io esco un attimo. Tu intanto metti a posto la stanza e se viene questo signore dell'agenzia non starai a attendere. Non dubbi che si vede la mattina. Potrebbe andare tutti quanti alla zona per vedere come stanno messe le oggi e dare le ore e vedere innanzitutto le perfette Prego, dottoressa Conti. Devo per informare che la signora Matilde è appena uscita. In casa della signorina Marta. Ah, già. A lei interessa la signorina Marta, non è forse vero? Non spirizzare il modo di non un peccato. Tu non hai questi problemi. A te le donne non piacciono. È vero che non mi piacciono le donne. È solo Se sapessi, la donna è come un vaso di miele. E che volete mangiare? a me non piace, io sono io di puro. E allora pensa che la donna sia come un bel colore. Cominci con il piano d'aria, trascorre un po' di collo, passa il petto, la fine sta che cosa? Ricordi il grido? Vedi che anche lì. Il puro non si mangia con le mani, ma col telefono. E a differenza del pollo, torna con grande lavorare, più la rosicchi e più ciccia che mi trovi! Il suo parlare! Da uomo, da uomo. Che cos'ha questa busta? Qualcosa di mangereccio immagino. Penserebbe, che ti hai portato come il pollo. Ti ho detto che devo fare certe cose. Su, vai che la messa in mano. Ah, adesso comprendo. Lei vuole fare certi conti con la signorina Marta, perché del resto la inganna facilmente. Con la signorina Matilde non è altrettanto semplice. Non è vero. Ma come ti permetti? Io non inganno nessuno. Ah no? Lei non inganna nessuno? Vede, fattore, io ho controllato tutti i conti della sua amministrazione dell'anno scorso. Occultati esattamente 30 quintali di grano e 20 di vino. Il prezzo attuale di una camera matrimoniale. Era la parte in natura. Ti ho dato gli operai che sono venuti a chiedere a vendemmiare. L'anno Ma scorso cosa pensi? Che sia un gatto? l'anno scorso la camera matrimoniale, quest'anno ci posso dare la strada avanti. Ma sbaglia, fattore, a pensare prima alla frusta che al cavallo meglio alla polenta. Ma come ti permetti? Tu ti prendi? No, fattore, no! Ora io devo essere d'aiuto per fare alla polenta.
sarebbe questo Dionisio che bazzica per le stanze della casa? Un corteggiatore della signorina? E anche lei, Domenico, non sarebbe geloso di un tale morto secoli e secoli fa. Orecchie di Dionisio significa che ciò che accade in questa casa io lo posso sentire. Le pareti sono fatte di vetro, quindi capirà che per me i segreti di questa casa non sono segreti. Bene, allora, se mi sarai davvero utile, come dici, ti porterò a regalare un bel pollo. Dovrebbe sapere che non si regala mai un pollo. Un pollo sì. Una tenda che deve abbandonare la signorina. E un'ultima cosa, lei si era la frusta più alla guerra. Segniamo della frutta. Ma non so che io devo trovare il coraggio di affrontare la situazione mattina. Deve sapere che io e Marco ci vogliamo bene veramente e non ci devo speculare. Non so come, ogni volta che me la trovo davanti mi si bloccano le parole qua. La gola. Ci sarebbe più facile incontrare un tono infuriato, almeno con le corde so dove prendere. Ma insomma, solo non sono un uomo. E allora il coraggio devo trovarlo. Sì. Buongiorno. Si è innamorato. Non può andare. Io poi di stamattina con le mie mani. Grazie, Domenico. Che pensiero gentile. Io le voglio bene. E come bella. Ha i capelli più soffici di quelli del turno del Gran Turno. E la pelle più vellutata e rosea della trippa di un vitellino da latte. E una voce più melodiosa del canto di un fringuello. Ha una maniera piuttosto pittoresca di fare i complimenti. Comunque le voglio bene anch'io perché rappresenta il vero uomo che è sempre mancato in questa casa. Purtroppo Matilde non è d'accordo che noi ci sposiamo e io ho dato la mia parola di non contraddirla. Io sono stufo dei consensi di sua sorella. Ma non possiamo farne a meno. È maggiorenne, è una cosa, no? Non gridi, Domenico. Non si tratta del consenso, ma di convincerla che noi ci vogliamo bene. Ci sarà anche per noi un santo. Vediamo un po' quello che si può fare. Sì, ho capito. Dobbiamo stare calmi. Calmi. Ma come si fa a stare calmi? Si sente un po' del tutto. Io non capisco. Che potere sto senso, no? Ma se voi non andate in tela, che ci rimane? A impedire noi di volerci bene. Perché dire che è socialmente inferiore, questo io non lo accetto. Basta, adesso mi sente. No, Domenico, e li devi
Sì, vada, un'altra volta eviti di venire da noi al momento della consumazione. Va bene, mi vado. La prossima volta sarò qui per il raccolto. Serena Matilde, Serena Marta. Che uomo grezzo questo fattore. Lo sopporto nei grandi momenti che viene in questa casa perché è bravo nel suo mestiere e non è eccessivamente disonesto. Non è vero che è un uomo grezzo, come dici tu. Il fattore è un uomo semplice ma buono. E tu sei cattiva a giudicare. Non è l'uomo per te. Ma che ne sai tu di quale deve essere l'uomo giusto per me? Lo so. Tu sei solo cattiva e per questo farò meno della contromazione. Dopotutto sono abbondantemente maggiorenne. Ricordati del giuramento che hai fatto di fronte alla nostra madre Morella. Questo non ti dà il diritto di stracciare il mio venire. Avresti giurato che non avresti mai controllato le mie decisioni, le decisioni di una sorella importante. Già, le decisioni di una sorella per sposarsi. Io non so se ridere o piangere. Roba da matte. Ma non lo vuoi capire che lo faccio per il suo bene? Anacleto, Sì, Serena. falli sparire. E subito. La porta, Anacleto. Signora Matilde, mi perdoni, ci dirà quell'uomo sarà che fa quella certa professione che è meglio non nominare. Fallo contare. Subito si Prego, signora. Buongiorno, permesso? Prego, si accomodi. Salve, sono Lucio Luziano dell'agenzia Riesci. Mi è stato detto che voleva parlarmi. Si sieda, prego. Sono qui per servire la signora. Ho bisogno del suo aiuto. Dica, mi dica pure. Si tratta di trovare un marito. Un marito. Sai però, posso dire? Come? No, niente signora. Solo che così appena vista sembra una di classe. Sì, pure per voi. Mi dica a qualche... Non mi sento bene perché non si vede. Le butta al fianco! Come si permette? Ma signora, sia tranquilla, in fondo guardi, bisogna più fatto certe cose, sa? Poi sono le finali di qui. Una relazione schiavosa, un figlio legittimo. Ma non siamo
Finalmente, la ringrazio, ma con donne per intervenire nei discorsi sembrano cose materiali. Sono io che intervengo. Ma lo sa che lei è un tipo strano. Ma comunque ora capito quello che deve fare. Certo, non devo trovare su nipote un marito, ma il. Finalmente. Ma, scusi, c'è tanta differenza tra un marito che si chiama un e un marito che si chiama il. Ma lo possono capire. Ma signora, non sono io che non capisco, è lei che non si sa spiegare. Siccome noi viviamo un po' isolati e non facciamo vita di società, ci è difficile incontrare e far incontrare il marito alla donna. Sta a lei trovare un gioco bello e socialmente elevato. Un vero, importante. Mi sono spiegata ora? Caspita signora, il mi diceva che non voleva un, ma il ora mi chiede un vero importante adesso, scusi sa. Se lei non è in grado di trovare un marito di questo livello, possiamo terminare qui la nostra conversazione. Ma no signora, che c'entra? Ti appare di così alto livello, vanno trattati con calma, con molta calma. Io sono calma, è lei che mi fa interagire col suo modo di fare. Ha detto che suo nipote è? Bella, giovane, ricca e intelligente. Ma allora signora, se è ricca si può sicuramente nominare qualcuno. Ah, per lei conta solo la ricchezza. Beh, questi affari, quello. Mi faccio dare un caffè catalogo? Prego, si sente. Faccio come si fosse che adesso. No, questo no! M-N-O-V-U-R Fruziani. Interessa. S-T-U-V. Poi, VIP. Very compresso. Ha le caratteristiche che le ho chiesto. Stia un po' sentire. Figlio della Presidente internazionale dei proprietari di castelli storici, vive in un castello antico, eccetera, eccetera. E di sempre più. Ma, guardi, se ha questa malattia del sangue, io non posso dire. Casomai fa portare il Intendevo dire nobile. Ma signora, certo, è scritto chiaro che non è né sposato e neanche divorziato. Nobile, non inutile. Sì, però signora, prima la differenza tra il un il anche. Adesso mi dice nobile, nobile, è troppo ignoro, sa? Non sta cercando il pelo nell'uomo. Posso sapere il nome? Guardi, la nostra agenzia non fornisce mai il nome dei propri clienti, sa, per ragioni di riservatezza. Ma fare un'eccezione per lei. Si chiama Similoro. Similoro. Ha sentito questo cognome? Forse non è della zona. Infatti, signora, è uno che gira per l'Europa, no? Cosa dico per l'Europa? Per il mondo. Un giorno i nostri piloti inglesi, un giorno gli altri signori francesi. Pensi che ha creato pure un'associazione per valorizzare i castelli storici. C'è giro di interesse non da poco, sa? Tratta con nobili, signor. Sì, non poteva esserci sistemazione migliore per suo nipote. E anche un giovane. Guardi, io personalmente non lo conosco. Sì, nella scheda non ce l'ho. C'è solamente scritto che non è tanto alto. Sono nipote come di statura? E mia nipote alta circa 1,70 m. Ma allora si va anche bene. Casomai mi fare veramente lei. Vai a cercare qualità. Siamo un buon partito, come dice lei. Ma non adesso mi fanno incontrare. Signora, lei è troppo fregioso, lo sa? Prima si deve incontrare i genitori e poi loro. Perché? Come perché? Per mettersi d'accordo sulla dote. Una volta che i genitori saranno d'accordo, si faranno incontrare i giovani. Ma facendo in questo modo può essere il caso che poi non si lasciano. Signora, quando i genitori sono d'accordo, Ma lo sa, a volte i ragazzi sono così testardi che non pensano che noi facciamo tutto per i loro. signora, si fidi. È tutta scena. I giovani vogliono la papà pronta, meglio.
sua adeguata sistemazione mi hanno spinto a fare questo passo. Sa come sarà questo giovane? Speriamo che a Beatrice piace. La sua condizione sociale è ottima. Vive in un castello, ha collegamenti con persone importanti a livello internazionale. Ah, proprio l'uomo che ho sempre sognato per mia nipote. Chissà se Luziani ha un buon partito anche per me. Non mi piacerebbe vedere sistemato adeguatamente anche quello, anziché finire con quello Luziani. Ah, ma è mai possibile che devo pensare tutto io in questa casa, anche agli affari di cuore delle donne di questa casa. Speriamo che questa notte la signorina Matilde abbia dormito bene. Ieri mattina si è alzata la poverina con un fianco indolenzito perché il letto era tutto pieno. Cerca di fare più attenzione a quando lei fa il letto. Anacleto, quale tesoro, per piacere. Guarda che sa, tu in questa casa sei la serva e basta. Anche se devi andare al piano. In questa casa sei tu che sei un pezzo grosso. Una giornata. Ti proibisco di chiamare il modo. Ma guarda che non ti vedi. Guarda, ti manca solo questo, una giornata. Ora è meglio pensare ad un'attività che posso fare per il mio futuro. Non posso mica restare in eterno a carico delle cugine. Devo innanzitutto accantonare tutte le attività che richiedono mestiere. Ma che ci rimane però? Vediamo. Se non ricordo male, a scuola riuscivo abbastanza bene in disegno. E se mi mettessi a fare il pittore? Ma sì, tanto, uno più, uno meno. Però ci vorrà tutta l'attrezzatura, i pennelli, il cavalletto, le tele, il baschetto, sì, il baschetto, perché si sa, più della sostanza è la forma che è importante per avere successo. Però a chi potrei chiedere un prestito così, tanto per incominciare? Buongiorno signor Fernando, ha dormito bene questa notte? Ottimamente, cioè... Il letto non era fatto bene? Era tutto bene? No, tutto bene. Quella donna, quando mi si chiede di fare qualcosa, forse trovare. Senti Anacleto, sono a corto di spiccioli, non è che mi faresti un prestitino? No, se lei è a corto di spiccioli, io non sono però a corto di cervello. Come farai se mi dire, visto che non possiede più nulla? E tu che ne sai? Io lo so. Senti Anacleto, ti dirò una cosa. Ma così mi farà arrossire, signor Fernando? Affidati all'artista con fiducia somma, Anacleto, somma. Io vorrei la fiducia, ma ho paura che si fiducia più di me. Devi darti fiducia, non te ne pentirai. Avrei questi, se ne basta.
Se non è di più, pazienza. Signor Fernando? Salve Fernando, mi fa piacere vederti sereno e rilassante. Vuol dire che in questa casa ti ci trovi bene. Non mi ci trovo bene, ma benissimo, Matilde. E poi oggi sono particolarmente felice perché ho deciso di ridare uno scopo alla mia esistenza. Ho deciso di mettermi a lavorare. Ma non c'è tutta questa fretta. Rimane ancora un po' con noi. Ti è bisogno di un uomo in questa casa. Mi dispiace, Matilde, ma in questo momento non sono nessuno. Ti rendi conto che non sono nessuno? Forse da nessuno mi sento più libero, ma se mi chiamassi proprio Fernando Nessuno, ti piace? No, o forse è meglio in francese, Fernando Oca. Ti piace? Sì, anche a me. All'opera! Che matto Fernando! Mi sembra che doveva oggi venire Parruziani con la signora Similone. Mai sentito questo nome? È meglio che parlo con Beatrice, così saprò regolarmi con quel signore.
benedetti ragazzi vanno intorno alle povere signorine come i mosconi. Bisognerebbe tenerli sotto una campana di terra, ma anche Beatrice. Mi sento male. E adesso? Stavi bene a sentire, sembra che questo
Filomena, vai a vedere chi è. È una certa signora Presidente, ha snocciolato una serie di titoli, caratà, però comunque io posso capire Spinello, che vuole parlare con la signora Matilde. La devo fare entrare? Presto, Filomena, permetti di far attendere alla nostra porta la signora Presidente Similoro. Falla accomodare subito. Avanti signore, se torno, Sono la signora Similoro, presidente internazionale proprietaria di Castelli Antichi, socio onorario della Camera Clienti Internazionale, membro della Sacra Campiera Unita, eccetera. Sono onorato di accogliere in questa casa, signora Presidente, socio, membro, eccetera, eccetera. Con chi onore di parlare? Sto parlando con Fernando Bocca, non so se per lei, non so se per noi. Io ho un appuntamento con la signorina Matilde, è così gentile da annunciarmi. La signorina Matilde purtroppo è a letto malata e non può riceverla. Dovrà accontentarsi di parlare con me. Sono stato comunque espressamente incaricato da mia cugina a trattare l'affare. Ah, lei è suo vicino e ha l'autorizzazione a trattare questo affare alter ego, cioè a tutti gli effetti. Certo, alter ego a tutti gli effetti. E mi perdoni, il signore che è con lei è un suo congiunto? Ah, è colui che, captando il richiamo di due anime che si cercavano per unirsi nel sacro vincolo del matrimonio, ha combinato questo incontro. Ah, capisco. È quello che il popolino chiama ruffiano. Mi perdoni, ma certe volte il popolino ha delle espressioni. Ma guardi, io non lo considero un titolo offensivo, sa? E forse sono abituato. Sono l'unico di te. L'agenzia Arminea. Poi oggi sono talmente contento perché, signori, questo affare mi è venuto così ben congegnato. La signorina Similoro, figlio della Presidente Similoro fu presente, se figli, quanti dei meglio ci possa essere sulla piazza, e sono nipote non è questione di logica. Quindi ci rimane da provare che sono detto fra. Ottime parole, anziani, ottime parole. Mio figlio Michelino, i ragazzi qua non me ne vogliono, ma il miglior partito oggi sulla regione. Guardi, ho qua una sua foto. Aspetti, ho la foto della signorina Matilde e la di suo nipote. Guardi che coppia, che bene che stanno assieme. Ottima coppia, senza dubbio. Ma chissà perché il fotografo avrà ripreso il signorino Michelino così dall'alto in basso. Vede che sta vecchietto, non sembra molto alto di statura. Non è un gigante, però guardi, è un metro e 50, un po' più che meno, senza tacco. Se ripetiamo un po' di tacco, rientra nella normalità. Beh, il sacco è stato un po' incerto nel taglio del vestito, lo fa sembrare un po' detto. È l'abbondanza, signore, è l'abbondanza. Forse ai tempi di questa foto sì, ne aveva usato un po', però adesso è entrato nel suo peso forma di 90 kg. Scusi, signora Presidente, ma 1,50 m per 90 kg mi sembra un po' troppo. Oh, possiamo sempre farlo dimagrire un po', sa? Non c'è nessun problema. E poi questo strano fascio di luce in testa, vedi, lo fa sembrare quasi caldo. Oh, un barbiere mascalzone, una lozione sbagliata. Mi sono caduti tanti capelli dal mio potere. Però adesso porta un parrucchino che non si distingue dai suoi capelli veri. Anche il sorriso però, sembra che gli manchi qualche dente. Dolce
Non mi ero sbagliata giudicando la tale già dal primo momento.
per esempio, Anacleto è il padrone ed è andato a spasso. Ed io sono il servitore ed è un onore, un piacere, Serafina. Desidera un te? No, grazie, non si disturbi. Le chiedo però una cortesia. Conosci un posto dove potrei arrivare? Mi devo trovare un po' di tempo in città perché sto rivedendo un po' di laurea su sistemi scientifici. E mi hanno detto che la città è disponibile. Interessante tesi di laurea. Effettivamente in questa città ci sono molti segni di una classe, una nobiltà che è oggi scompassa. Era naturale. I nobili, da sempre, hanno creato armi, barricate contro ogni forma di collaborazione con altri uomini che non possono loro fare. Questa chiusura alle forze vive della società è stata la causa della loro morte sociale. Hanno adottato e subito la stessa sorte del padre da sempre. Cosa fa un mago? Testa una sera un baffo per un altro. Ottima analisi e ottimo paragone, signorina. Il nome è Angela. Che sbadato, non mi sono ancora presentato per me. Fernando. Signor Fernando, lei è quasi un baffo? Un baco che è riuscito a curare il pozzo. Ed ecco perché sto apprezzando il suo viso che sta sotto alla seta dei suoi capelli. E tutto ciò che sta sotto la seta è meraviglioso per il baco. E lei, come bella, Fernando, ma insomma, lei chi è veramente? Se mio zio e tu in questa casa vivono solo donne. glielo ripeterò volentieri, Fernando, o per lei, baco. Cioè, devo dire qual è la sua professione. Ma che cosa può fare un baco quando si è liberato dal suo bozzolo? Diventa farfalla e vola via libero per inebriarsi di luce, di fiori, di colori, di libertà. Sono Un pittore. Che professione interessante, ma di che corrente? Figurativa, astratta, professionista? diciamo decoratista, ma lascia che io la vedo. I suoi lineamenti convergono, i suoi occhi che rivelano un'anima che sa fare, mentre le labbra con i loro movimenti si schiudono le più estasianti gioie terrene. Che molto interessante, perché non mi permette di ritrarlo anche? L'arte per lei adesso, Fernando, ha l'anima di un grande artista. Sì, forse non per lei, ma prima mi chiedo tempo di sistemarmi e di iniziare la tesi. Certo, anche perché in questo periodo sono impegnato a mettere a punto certe tecniche pittoriche. Ora devo andare, dato che mio zio, come ha detto, dovrebbe aspettare. Posso consigliarti di prendere la qui alla pensione Stella? Si trova alla prima traversa a sinistra, lo troverà sicuro. Grazie. Sì, adesso è tutto buono. Arrivederci. È stato un piacere conoscerla. È stato un piacere. Signor Fernando, mi perdoni per il ritardo. Era andato alla stazione che doveva arrivare in nipote, ma non si è vista, poverina. Speriamo che me ne sia capitato una mattinata. Tua nipote è molto bella. Oh, sì. È davvero una... Lei come fa a sapere che mia nipote è molto bella? Vedi Anacleto, è stato qui fino a pochi anni fa. Ed è stata una fortuna che tu non ci fossi. Avresti rubato degli atti meravigliosi. Ma si vede che Fernando? Via, non te ne avrai se ti dico che tua nipote è bella. Quando lo dico io, modestamente me ne intendo. Le ho consigliato di prendere alloggio qui alla pensione Stella. Se la andrei a trovare, le farà piacere. Ah, e non dirmi che è una bella ragazza. Le ripeteresti una cosa che le ho già detto io. Il signorino Fernando ha ora bisogno di una stanza per farne il suo studio di pittore. Che cosa consiglia il maggiordomo Anacleto? Perché la stanza degli ospiti non può andare bene? Anacleto? Come puoi pensare che la stanza degli ospiti possa andare bene come studio del
perfino di bianchino, una libera ispirazione data. Vedete che con il venuto fuori e con quel letto balzacchino pieno di polvere? No, non va bene. Che ne pensi della soffitta? Sì, la soffitta! Però c'è la roba, c'è una bella finestra di fondo, ci sono altre modifiche da dover fare, ma non possiamo fare queste cose senza il permesso della signora Matilde. Senti, Anacleto, tu vai in soffitta a liberarla dalla faccia, mentre io vado a chiedere il permesso a Matilde. L'arte mi aspetta, anzi, ha già aspettato tutto. Andiamo all'opera! Io ho bisogno anche della tua collaborazione psicologica per l'ottimo risultato. Dai, spogliati e iniziamo. Io ma tu quest'anno mi vergogno! Come sarebbe a dire che ti vergogni? Ma non lo sai che il nudo nell'arte ha solo un significato diverso. Il nudo nell'arte è bellezza, purezza di vita. Sarà certamente come dice lei, signor Fernando, ma mi permette di togliermi questo abito un po' per volta, gradatamente. Anacleto, ma che facciamo? Uno spettacolo di spogliarello? Dai, spogliati in fretta che abbiamo già perduto troppo tempo. Però si vuole, signor Fernando, non ti guarda subito. Chiudi gli occhi, gira. Hai girato? Ronaldo? Anacleto, ma non puoi stivare, non c'è nessuno! Lo so che non c'è nessuno! Ora cosa devo vedere? Il ritratto passato di quel misero prestito che mi hai fatto. Anche la mia pazienza ha un limite. Ma allora, sono brutto, se mi si può guardare. Basta, mi rivesta del sangue. Anacleto, mi fai sbagliare anche le parole. Volevo dire, guarda cosa mi tocca fare. Anacleto, ma che razza d'uomo sei? Io sono stufo! Che mi stica? Che razza di uomo sei? Ora mi rivesta e me ne vado. Anacleto? Signorina? Se oltre ad abbonarmi il debito, tu mi dai una somma, diciamo così, io sarei disponibile a farti diventare un vero uomo con la maiuscola. Cosa? No, ma cosa c'entrare? È troppo. E allora resta quello che sei, piagnugoloso e moscio. Avanti, facciamo la festa di solitario, tante cose da fare. Ma lei sarebbe veramente disposto a farmi diventare un uomo con le maiuscola? Ma certo, con la U grossa come una casa. Però la cifra che mi ha chiesto è un tantino esagerata. Ti ho detto che ho fretta, prendere o lasciare. Magari uno sconticino. Niente sconticini. Va bene, accetto. Che fai? Vuoi iniziare subito? Ma sì, mi iniziare subito. Hai un quaderno con gli appunti? Appunti, certo, perché ti serviranno per ripassare da solo tutti gli esercizi che faremo qui. Per oggi cerca di tenere bene a mente. Iniziamo con il portamento e il linguaggio. Fammi vedere se sai camminare. Non vuole che lo sappia camminare. No, non sai camminare affatto. Cosa ripeti? Cosa scodini?
dentro, metti fuori, avanti. Via questa roba. Però è qua. E lo sguardo devi puntare fisso, aggronda le sopracciglia, punta lo sguardo, via con lo sguardo languido, aggronda ancora. No, non sempre, ogni tanto. Bene. Adesso passiamo alla voce. Basta. La voce deve essere rauca e profonda, hai capito? Sì, è rauca e profonda. Allora, adesso io ti dirò una frase. Tu la dovrai ripetere con la stessa intonazione, hai capito? Sì, con la stessa intonazione. Bene. Fernando, se non mi fai questo ricatto io ti sparo l'uno. Ripeti. Il signorino Fernando. Se lei mi farà questo ritratto, io la picchio. Hai detto? Devi ripetere bene, insomma, lo ripeti esattamente come l'ho detto io. Ma devo ripetere la con la stessa intonazione? Non è che ci offende. Se te l'ho detto io devi ripeterla, perché mi dovrei offendere? Forza! Allora, la ripeto. Avanti! Vuoi farmi perdere la pazienza? E signorino Fernando, se lei mi fa questo ritratto, io le spacco il muso. Anacleto, la voce, te l'ho detto, deve essere rauca e profonda. Va bene, per oggi basta. Fallo qualche esercizio fisico ogni tanto, no? Via la pedaccia, fai qualche esercizio, no? Saltelli, qualcosa. L'arte la conosci prima. Tu rivesti e la prossima volta cerca di venire con la fiducia somma. Signorino Fernando. Ciao, Maria. Che sta combinando? Si può sapere da quanto mattino? Vedi Angelo, tuo zio ha sempre svolto in questa casa la funzione di guardiano dell'area. Le cui donne, Matilde, Marta, Beatrice e Filomena, hanno finito con il contagiarlo. Così lui ha assorbito il vostro modo di pensare, il vostro comportamento. Io lo sto semplicemente riabituando ad essere un uomo. Allora tu, oltre ad essere gentile, sei anche egoista, Fernando. E invece io sono il più grande degli egoisti, perché pensi che mi interessi davvero per la fiducia somma che mi deve? Anche, ma soprattutto perché è mio zio. Se così non è, comunque sono passata per dire il tuo cuore. Sono a tua completa disposizione, chiedi pure. Vorrei inserire alcune istruzioni nella tesi. Mi puoi aiutare? Certamente, tu però in cambio devi mantenere la promessa che mi hai fatto, di posare per me. Sì, certo. Allora, siediti qui. No, Fernando, ora non sono. Angela, il ritratto te lo devo fare proprio ora, perché sono intimamente sicura.
entusiasta e poi sono felice. Tu sei sempre felice. Dimmi come fai. Vuoi la ricetta? Che dottore te l'ha prescritta? L'amore, cara cugina, l'amore. Farebbe far bene anche a te, credimi. A proposito di dottore, ma lo sai che Marchi parte volontario per l'Africa? Cosa? Il dottor Marchi? Avrai saputo, avrai letto di quel terribile terremoto in Africa. Ebbene, ha deciso di partire volontario per prestare assistenza a quei poverini. Parte volontario? Meravigliato. Che gli succede? Ha un cuore quell'uomo. Il dottor Marchi parte volontario? Già. Abbandona il redditizio studio professionale per andare a prestare soccorso ai feriti del terremoto. Ho bisogno di svelarti un segreto. Dimmi, saprò mantenermi, giuro. Il dottor Marchi è innamorato di me. Ti capisco, Matilde. Sei davvero una donna fortunata. No, Sei commossa al punto da sentirti male. no, sono una donna cattiva. Cattiva. Matilde, che ti succede? Ho sempre rifiutato la sua corte. Forse non eri sicura dei tuoi sentimenti. Se fosse così mi saprei perdonare. Ho sempre rifiutato perché con lui avrei avuto una piatta vita irlandese. Invece ora capisco che è migliore di me. Allora, tu lo ami. Oh sì, lo amo talmente tanto. Su, Matilde. Tutti nella vita sbagliamo. Te lo dice uno che nella vita di errori ne ha fatti tanti. Ma c'è sempre modo di rimediare. Sono stata cattiva, l'ho troppo umiliato. Beh, se allora proprio vuoi espiare, un rimedio ci sarebbe. Quale? Come ti ho detto prima, nel mondo l'Italia invierà, oltre ai medici, anche un corpo di croci rossine volontarie. Sia lodato il cielo. Chi ti prende? Parto anch'io. Grazie Fernando. Per farmi sentire ancora e finalmente viva. Da giocatore consumato ho iniziato la partita bluffando. Tirando fuori la scusa del terremoto sono riuscito a far partire Matilde. La seconda carta mi richiederà abilità, sangue freddo e una buona dose di fortuna. Ma ho la sensazione di farcela. Anacleto! Bravissimo! Stai leggendo? Senti, Anacleto, vai dal dottor Marchi e fallo venire qui, svelto. Vai a vedere te. Il fattore. Fallo posare, aspetta. Dimmi pure. Tu vai dal tuo mandato. Dimmi pure. No, guardi, devo parlare con Matilde. Via, dimmi pure a me, di che si tratta? Volevo chiedere a Matilde perché non mi dà il consenso
Matilde ha ragione. Matilde ha ragione. Se tu conoscessi le norme del galateo di Monsignor della Casa, tanti tuoi modi e comportamenti sarebbero diversi. E sono convinto che Matilde consentirebbe a darti la mano di Marta solamente quando tu conoscerai e applicherai perfettamente le norme scritte nel galateo di Monsignor della Casa. Capisci? Sì, capisco, ma se quello galateo cosa non è troppo difficile, magari potrei impararlo. Sa che se ti voglio scuola che mi insegnano. Io potrei farti da maestro e modestamente saprei fare di te un vero signore, un gentiluomo, ma il mio tempo è prezioso e d'altra parte, se vuoi che ti sia concessa la mano di Marta, non hai proprio altra strada. Povero lui, si è soffiato il naso in un mondo. Allora, se lei sarebbe capace di farmi rispettare il gentiluomo lì, mi faccia queste lezioni. Dopo non si preoccupi, la ricompensa non venire, Compenso. Non è questo che mi rende più male, quanto il tempo che dovresti lavorare. Il compenso, capirai, una sciocchezza, 50.000 lire. Cosa? Io devo imparare tutta quella cifra lì per queste lezioni di questo Monsignore? Non è che devo fare uno scherzo di Monsignore? Che poi sarebbe uno scherzo anche più grande di uno scherzo da prendere. È qui che ti volevo, Domenico. Eccolo tutto il tuo amore per Marta. Se per te mia cugina non vale nemmeno quella misera somma che ti ho chiesto, allora che stiamo per parlare? No, capisca, cioè Marta ci pagherebbe il doppio, se li vale, per quel galateo. E poi cosa c'entra questa roba col consenso di Matilde? Tu non hai ancora capito l'importanza. Se tu vuoi Marta, tu devi elevare e portarti al suo stesso livello di educazione e di comportamento. A questo serve il galateo. Non basta essere buoni e onesti. Sai, comincio a capire che ha ragione. Oh, finalmente. Allora, mi faccia queste lezioni, costi quel che costa, via. Visto che cominci ad apprezzare certi valori, sono disposto a farti da maestro. Sì. E fai la iniziare subito? Subito, cominciamo. Ascolta quello che scrive Monsignor della Casa nel suo galateo. Sì. Non si vuole anche soffiare, ti sarai il naso, aprire il fazzoletto e guardare dietro, come se perle e urini dovessero essere scesi dal cervello, che sono stomachevoli modi ed atti a fare che un altro ci ami, ma che, se alcuno ci amasse, si disinnamori. Hai capito? No. Dice che quando ti soffi il naso non devi fare quelle fazzoletti. Ora ricordo bene il modo corretto. No. Quello che sembra un fazzoletto, questo è un lenzuolo o il colore. Tieni
che quando starnuti non devi fare come hai fatto adesso che mi hai lavato la faccia. Hai capito? Domenico, non te la prendere, non ti sto mica rimproverando. Sto solo correggendo i tuoi, diciamo, i fettucci. Va bene, passiamo ad altro. Quello che indossi ti sembra un vestito? Sì, un vestito. Pantaloni, giacca e vestito. No, questo non è affatto un vestito. Guarda che taglio, che accostamenti di colori. Ma chi te l'ha fatto? Ma chi me l'ha fatto? Il sarto me l'ha fatto, che me lo doveva fare. Pensavo che te l'avessi fatto il falegname. Guarda che linea da cassa da morto. Ci ho capito, ci vuole una stiratina, una qua, ma guarda che roba buona, senza qualche nessuno. E ora che te ne compri un nuovo, credo. Ciascuno secondo sua condizione, secondo sua età, perciò che altrimenti facendo pare che egli sprezzi la gente, perciò che i bambini che sono di un altro millennio non si accordano con la persona che è pure di questo. Ah, senti. Vedete questo canonico? O divento apio o vado dritto all'inferno, perché tra un po', se perdo la pazienza, metto a tirare giù. Domenico, stai calmo. Guarda un po' dove siamo e ricordati le parole del Galateo. Tutte queste ti serviranno per conquistare Marta e tutto ti sembrerà più facile. Sì, va bene, ho capito. Grazie Anacleto. Tu vai a comprarti un vestito e torna qui che ti faccio parlare io con Matilde. Chi è che sta male? Io Lei? penso qui. Beh, Vuole capirsi? non c'è bisogno. È il conforto che è necessario in un momento così delicato per la nostra famiglia. Cosa è successo? Qualcosa di grave? La nostra amata Matilde ci lascia. Matilde? Ci lascia? Mi spieghi? Sì, purtroppo. È tanto caro per me. Più di una sorella. Non mi tenga sulle spine, se per lei è come una sorella, per me, io lo posso confessare, è la donna che amo. Mi dica. Bene, avrà saputo di quel terribile terremoto in Africa. Ha deciso di partire come crocerossina volontaria per prestare soccorso a quei poveretti. Allora parte come crocerossina. Certo. Che donna eccezionale. Disastroso terremoto in Africa. Centinaia di morti e feriti riconosciuti e anche migliaia di dispersi nei villaggi rimasti isolati. L'Italia invierà medicinali e un contingente formato da medici volontari, infermieri e crocerossine. Le adesioni si raccolgono presso. Posso leggere? Non sapevo che l'Italia avesse mandato anche dei medici volontari. Ma lei ha tanto da fare con il dottore. Il dottore deve andare là dove c'è più bisogno. E poi io ho un giovane collaboratore che è già in grado di portare avanti l'ambulatorio anche da solo. Sa cosa le dico? Parto anch'io. La sua decisione mi fa veramente onore. Inoltre mi fa restare più tranquillo sapere che Matilde avrà qualcuno che la proteggerà in caso di bisogno. Ci può contare. Anche perché prima mi diceva che la donna che ama. Beh, non fraintenda. Io parto perché c'è bisogno là dei miei servizi. Tuttavia, se Matilde dovesse essere presente, Ma
l'amore vero, l'amore grande, non conosce ostacoli. Oh, scusate, non sapevo che c'era lei. Vieni, Matilde. Allora io me ne vado. No, rimane, pure. Grazie. Sono io che me ne dovrei andare. Con il vostro altruismo mi fate sentire piccolo. Peccato che io non sappia far niente, altrimenti partirei anch'io con voi. Fernando mi ha detto della sua volontà e decisione di partire come volontario con Rossina. Sì, sento un gran desiderio, far del bene. Dobbiamo sentirci tutti fratelli in questo momento, bianchi, neri, ricchi o poveri. E questi sono i motivi che hanno spinto anche me ad andare in questi luoghi. Il suo aggiornatore mi commuove. Del resto queste sono le cose che hanno spinto anche lei ad andare. Sì, anch'io mi sento questo slancio per questi poveretti. Solo mi sento un po' in colpa per l'omaggio di casa. Ma perché mi dice così, Matilde? Mi apra il suo cuore. Lei mi ha voluto bene e io non ho voluto ricambiare il suo amore, soffocando i miei sentimenti. Mi potrà perdonare? Prima che la commozione che provo in questo momento mi blocchi tutte le parole, Matilde, io le voglio dire con tutto il cuore, io l'amo. Anch'io. Saremo felici. Sì. Scusate. Ma prego, Fernando, è un piacere comunicare a lei la nostra volontà del nostro fidanzamento. Ho tanti auguri. Venite, prego. Oh, Domenico, non la riconosco più. Così trasformato. Ma lo so che sta proprio bene. Ringrazio. Sento crescere il mio. Come Fernando. Sì, Matilde, non potevo permettere che il fidanzato di Marta fosse una persona dalle abitudini tanto diverse dalle nostre. E così mi sono permesso di sottoporlo ad un corso di bonbon. Hai fatto proprio un ottimo lavoro, Fernando. Complimenti. Signorina Matilde, in qualità di sorella maggiore, devo chiederle permesso di dare Marta. Fernando, perché questa faccia è così triste? Fuori il gioco del faccio, vero Domenico? Sì, Fernando. E ci sono due ragazzi fuori, Ah, anche oggi. potremmo farli entrare. Potremmo farli entrare, certo, sempre se Matilde consente. Si buona, Matilde. Facciamole entrare. Arrivi in Africa per fare del bene, quando puoi farlo senza muovere un passo. E va bene, facciamole entrare.
Destino, destino, vieni avanti. Mi hai chiamato? Sì, voglio studiare. Hai coraggio? Avevi qualche dubbio? Bene, allora ti meriti la scelta delle armi. Una mano a bocca. La forza